Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo in provincia di Treviso, siamo tornati in un posto che già conoscete e precisamente a Pianzano. Siamo tornati a Pianzano dove siamo stati una settimana fa esattamente a vedere il tractor pulling o il tiro della slitta, se lo volete chiamare così, e oggi qui abbiamo l'aratura, quindi di nuovo bei trattori, belle emozioni, aspettiamo che arrivano tutti, ci vediamo dopo.
Emma, saluta. Ciao ragazzi, devo fare un attimo una pausa. Ragazzi, che giornata è qui a Pianzano? Ci stiamo divertendo un sacco, stiamo mangiando bene, stiamo bevendo bene e abbiamo anche acquistato una nuova operatrice. Vedrete i suoi video in questo video stesso. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo all'Aratura di Pianzano e vi sto facendo vedere questa aratura perché è bello, insomma, si sta benissimo ed è molto soddisfacente, è molto bello, tra l'altro perché stai affondando qua, ci sembra veramente di affondare perché è tanto ma tanto insomma, come dire, c'è molta terra arata e sapete che la terra arata ovviamente è anche un pochino bagnata ed è per questo che sembra veramente di sprofondare. Stiamo quasi per arrivare e intanto io stoppo il video. Guardate la terra come ara. Questa è tutta la terra che hanno arato. Questo è un pochino della terra. Ora andremo a vedere come si spacca molto velocemente. Guardate. Che lo prendo. Ok. Non ce la faccio molto bene perché ho anche la telecamera nelle altre mani. Signori miei. Allora, andiamo a vedere Marco. Guardatelo, lui è là che parla con uno. Ecco qua che arriva un altro trattore. Ecco, questo invece è il siamo e noi invece siamo qua. Guardate qua.
che no ha la lucida.
ed ovviamente, visto che ci sono io, non può assolutamente mancare anche e aspettate che ritorniamo insieme tra poco. Ragazzi, oggi va così, birretta, panini, l'aratura qua dietro l'hanno fatta prima. Ragazzi, panini, pancetta e asparagi, e intanto andiamo a vedere come ara il Fiat 1000.
ragazzi, vi farò vedere tutti i trattori. Guardate intanto il primo che è arrivato è stato questo. No, guardate paura che resta cavalli. Ho provato a far, non è che uno che mi stesse da Dio. Questo Sam Saturno 80. Poi c'è il secondo che è arrivato, è questo è un è un Ford 100 New Holland. Questo è tutto il motore, prendiamo anche da sotto. Ok, guardate tutto. Qua è l'altro motore alla destra. Questo è l'aratro. E il terzo trattore che è arrivato è stato questo, l'aratro, che è un 280 kg. Questo è l'interno, mentre questo è il motore, questo è il sotto e invece queste sono le ruote. Questo è l'aratro, questo è la roba da dietro, queste sono le ruote e invece questo è il motore. Poi il quarto trattore che è arrivato è questo, che ha su anche il carrello perché ha portato quel trattore arancione. Questo è un New Holland, questi sono i motori, queste le ruote, questo invece è il davanti, le ruote posteriori, tutti i motori. Facciamo vedere anche un pochino sotto, ecco. Questo è l'interno di questo Holland, questo invece sono le ruote anteriori e questo invece è tutto quello da dietro. Lui non ha arato, ma ha portato semplicemente un trattore, che questo trattore è stato questo, il davanti. Anzi scusate, prima ci va, questo è un Fiat Super 1000 DT. Questo sono i motori, questo è il motore sotto, questo è l'interno di questo trattore, questi invece sono le ruote, questo è l'aratro e è totalmente scoperto, soltanto la cabina sopra c'ha. E questo. E per oggi ragazzi è tutto. Ciao!
Ragazzi, il video dell'aratura, della festa dell'aratura qua di Pianzano è quasi finito, ma prima di finire il video ci tenevo a dire un paio di parole sul video, sulle persone, su tutto quello che abbiamo trovato qui a Pianzano. In primis ringraziamo Carlo per l'invito, l'ospitalità, per la birra e gli ottimi panini. In secondo luogo ringraziamo Emma, la figlia di Carlo, che ci ha fatto delle bellissime riprese, ci ha testato all'inverosimile la nostra attrezzatura GoPro, che adesso sappiamo essere molto resistente, perché la strapazzata a destra e a sinistra, noi da anni usiamo GoPro per fare questi video e adesso sappiamo che GoPro è una delle migliori fotocamere in commercio in questo momento. Per il resto ringraziamo anche il resto dei ragazzi che sono intervenuti a questa festa dell'aratura. Eravamo in pochi ma buoni, grazie mille della compagnia a tutti quelli che c'erano. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto, come l'ho impostato, come l'ho fatto, mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!